la tua radio. Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera a tutti, ben ritrovati all'Avvocato risponde da Celeste Collovati e quest'oggi Massimo Leonardi. Buonasera Grazie a tutti. Massimo di essere A venuto. te, grazie di avermi invitato. Ben ritrovati. Allora, io vi lascio subito, intanto se volete approfittare di quest'oretta insieme potete chiamare e fare le vostre domande. Lascio quindi il numero della diretta che è lo 92 9294 7222. Vi ricordo che abbiamo una mail che secondo me usate troppo poco, nel senso che vi invito a scriverci per poter avere delle delucidazioni o approfondire il vostro caso, perché appunto verrete ricontattati dall'avvocato, diciamo specializzato che si occupa di quella materia e quindi potete approfondire l'argomento. La mail è l'avvocatorisponde, tutto attaccato, @dirittissimo, mi raccomando con la i, wtws.com, ma la trovate anche nel sito Radio Libertà, dove troverete anche la puntata col link. Link Tutte della le puntata. puntate ci sono, giusto? Sì, dovrebbero essere poi, esatto, registrate tutte le puntate che potete anche trovare su YouTube Radio Libertà. Allora, noi come sapete io e il collega ci occupiamo di, io principalmente di previdenza, ma in realtà affrontiamo anche altre materie, altri casi. Per esempio quest'oggi vorremmo, come dire, spiegarvi come funziona, che cosa fare, se per caso, e immagino che qualcuno di voi avrà avuto questa brutta esperienza, di avere appunto un infortunio. Allora, infortunio è una parola molto generale, infortunio, sinistro, incidente. Noi ci occupiamo di incidenti in senso lato. Poi bisogna distinguere se appunto si parla di infortunio sul lavoro, cioè avvenuto durante l'orario di lavoro, e in questo caso c'è una procedura che appunto farò spiegare al collega, e appunto poi incidenti che sono avvenuti in ambito extra lavorativo, si parla dei cosiddetti sinistri stradali che poi possono essere avvenire con macchina, a piedi, in bicicletta, oggi si usa molto la bici per esempio, sono frequenti, o col monopattino anche per esempio. Assolutamente. Quindi bisogna fare intanto questo distinguo. Per quanto riguarda cominciamo a parlare di infortuni sul lavoro. Sì. Quindi se un soggetto si trova purtroppo incidentato durante l'orario di lavoro, cosa deve fare? Abbiamo deciso intanto di parlare di questo argomento perché c'è stata un'ulteriore morte qualche settimana fa che ci ha turbato molto, di quella povera ragazza che è rimasta incastrata in un macchinario che avvolgeva dei pacchi, e è morta. Ed è l'ennesimo infortunio, in questo caso morte sul lavoro, che secondo noi è inaccettabile nel 2023 che succedano ancora queste cose. Allora volevamo sensibilizzare un attimo la gente e le persone, anche i datori di lavoro, perché purtroppo bisogna a volte fare una tirata d'orecchio anche a loro, perché immaginiamo che le aziende, tantissime, il più delle volte hanno le procedure antinfortunistiche, hanno i DP, spesse volte purtroppo mancano e possono nascere. Mi sembra che c'è una telefonata, poi semmai approfondiamo dopo. Sì, pronto? Sì, pronto. Sì. Buonasera. Buonasera. Buonasera, mi dica. Buonasera avvocato. La mia è una curiosità, non è un quesito. Sì. Allora, il problema è questo. Trasferito all'estero, iscritto all'AIRE, ok? Sì. Io sì, mia moglie no, non ancora, è stato iscritto dopo. Compriamo una casa e diciamo, facciamo il 50%. No, non ho capito, comprate una casa? Parli un po' più forte? Perché... Sì, ok, perfetto. Comprate una casa? Compriamo una casa, facciamo il 50% a me, il 50% a te. Anzi, ne ho comprato tre, comunque va bene. Sì. E niente, va bene, faccio la dichiarazione dei redditi. Da stupidotto, io ho fatto la dichiarazione dei redditi tutta in Spagna. Adesso, a distanza di 4 anni, 5 anni, arriva una cartella dell'Agenzia delle Entrate che dice: lei non ha fatto la dichiarazione dei redditi. Mia moglie non ha mai fatto la dichiarazione dei redditi perché è sempre stata dipendente. È chiaro. Io ho pagato tutto in Spagna. Eravate tutti in Spagna. Io adesso andiamo a rispondere. È un tema che ovviamente gli italiani mi dicono: sì, ma lei doveva pagare la sua quota in Italia. Chiaro.
Come, no, la domanda di fondo è questa: come hanno fatto loro a venire a trovare mia moglie in un paesino sperduto sull'isola delle Canarie? Come hanno fatto? Adesso Sì, glielo, va bene, glielo adesso lo diciamo, perché rispondiamo. facciamo anche questo. Sì, ci occupiamo anche di Allora, questo, chiaramente poi va va approfondito. approfondito, Se una tematica vuole, particolare. Diamo una linea in generale. esatto, Allora, se dovete vuole può sapere, scrivere poi. tutti i lavoratori che decidono di trasferirsi all'estero, la prima cosa da fare è iscriversi all'AIRE. Però è importante che per non presentare la dichiarazione d'Italia occorre soggiornare, risiedere, avere il centro di interessi, attenzione a quello che diciamo, centro di interessi, per la maggior parte del periodo d'imposta all'estero. Vuol dire per più di 183 giorni. Quindi, facciamo un esempio concreto: se un soggetto si trasferisce in Spagna ad aprile del 2024, ok? Ok. A questo punto fa la comunicazione all'AIRE, da aprile fino al termine del 2024 è più del periodo d'imposta, quindi non dovrà presentare la dichiarazione in Italia, ma dovrà presentarla in Spagna, perché nel maggior periodo d'imposta è residente in Spagna, ok? Ok. Ma attenzione, spesso molti si dimenticano di fare la comunicazione all'AIRE o ancora di più spostano la residenza ma non spostano il centro di interessi. Il centro di interessi vuol dire la famiglia. Immaginiamo a chi si sposta, classici furbetti a volte a Monte Carlo, no? Prendono l'appartamento, cambiano la residenza a Monte Carlo. L'agenzia delle entrate, qua vengo alla risposta di come fa a scovare? Molto semplice, con le carte di credito, con i medicinali, oramai è tutto tracciato. Quindi il classico soggetto che si sposta e sposta la residenza a Monte Carlo, facciamo esempio, ma la famiglia sta a Milano, ma lui sposta la residenza là e continua a vivere a Milano pur avendo l'immobile in affitto là, per l'agenzia delle entrate, il fisco italiano, riside in Italia. Questa è la prova diabolica, attenzione. Quindi bisogna cambiare residenza, ma stare effettivamente là e stare per la maggior parte del periodo d'imposta. L'agenzia delle entrate è fatta apposta. Come fa? Ormai scovano tutto, signori. Nel 1980, quando non c'erano le carte di credito, probabilmente no, e non c'erano i cellulari. Adesso bollette, utenze, scuola del figlio, no? Che basta fare dei movimenti bancari, basta fare postali, dei bollettini postali che si paga, pedaggi autostradali, insomma. Quindi probabilmente sarà dovuta, poi bisogna approfondire. Diamo un'indicazione generale. Poi è chiaro chiaramente c'è sempre la possibilità di fare opposizione. Noi nello studio facciamo specificamente queste cose, diritto tributario, il contenzioso e tutto, quindi nel caso approfondiamo. Speriamo di aver risposto. Tornando al nostro tema, dicevamo quindi gli infortuni sul lavoro, dicevi. Allora, quindi se noi abbiamo preso spunto da questo caso purtroppo di cronaca. Non è l'unico e non è il primo e non sarà neanche il triste. Perché è anche una ragazza molto giovane. Sì, giovanissima, e poi bisogna anche sfatare il tabù, no? Che gli infortuni possono capitare solamente nelle aziende dove si svolgono attività pericolose. Non è vero. Gli infortuni nascono, è il caso della ragazza, ma tantissimi altri casi. Una ragazza precedente è rimasta incastrata mentre tesseva un filo in un'azienda tessile, no? Perché è rimasta incastrata nel macchinario, brava. Però nell'ideale c'è qualcuno che magari può lavorare in un'azienda metallurgica. Non è così, l'infortunio può scaturire, soprattutto se l'azienda non ha instaurato tutte le procedure, IDP, no? I famosi documenti di prevenzione infortunistica, non ha all'interno il preposto alla sicurezza, soprattutto non fa manutenzione dei macchinari. Quindi qualora succedesse un sinistro, ovviamente del dipendente, chiaramente si dovrà immediatamente attivare la procedura assicurativa della società e chiaramente vedere poi che tipo di infortunio è stato, perché ci potrebbero che lesioni si potrebbero essere, scusate, dei risvolti anche di natura penale, qualora poi l'infortunio sia di natura grave, e qualora possano scattare, quando scattano le sanzioni di natura penale, quando si prova che il datore di lavoro, in questo caso l'amministratore della società, non ha predisposto tutti i documenti obbligatori, tra i quali i documenti antinfortunistica, responsabile sulla sicurezza e quant'altro, che devono prevenire appunto gli infortuni. Di solito ci sono anche dei corsi che devono seguire. Bravissima, ci sono dei corsi obbligatori, ci sono dei manuali che devono essere aggiornati. Esempio, nel caso della ragazza che ha fatto quel gravissimo infortunio dal quale purtroppo è morta, il macchinario crediamo che non abbiamo letto poi gli atti, ma crediamo che non abbia avuto un dispositivo atto a fermarlo. Di sicurezza. Spesso mancano le manutenzioni. Quindi allora, chiaramente un consiglio che possiamo dare già alle persone che ci seguono, che lavorano in un'azienda a rischio, tra virgolette, o comunque che fanno attività a contatto con macchinari, è quello di domandare, che è un loro diritto, al datore di lavoro se tutte queste, perché loro ovviamente non sono esperti, però hanno il diritto di domandarlo.
se sono state fatte tutte queste cose. E poi soprattutto indossare i I giusti indumenti, indumenti, i sì. giusti indumenti. Qualora con Scarpe queste antinfortunistiche. precauzioni dovesse succedere, allora è chiaro che il datore di lavoro è "salvo", tra virgolette, Sì, sì, la qualora prova che l'infortunio è stato causato dalla colpa del dipendente, no, se invece l'infortunio è stato causato per, appunto, omessi controlli, omessi dispositivi, allora a questo certo. punto risponde anche individualmente penalmente il dato Esatto, e l'organo vabbè, in realtà poi c'è una procedura a livello procedurale che si fa scusate, ecco, questo è all'INAIL, materia si tua. esegue all'INAIL no, nel senso che ovviamente quando questo anche se non è così grave l'infortunio, se avviene attenzione, durante l'orario di lavoro si intende anche proprio qui c'è giurisprudenza e giurisprudenza, però poi si è detto che si intende anche per esempio in pausa pranzo Certo. o nelle ore in cui Il la dipendente si persona reca si addirittura, no? reca, esatto, per esempio, non so, inizi, cioè vivi lontano dal Bravissimo. luogo di lavoro, vai in bicicletta, a me è capitato un caso del genere, Mh-mh. e in quel caso, non è cioè è considerato infortunio sul lavoro. Si apre una procedura all'INAIL, che è l'ente che poi dovrà liquidare o meno, cioè dovrà stabilire Certo, se effettivamente certo. questo si tratta di infortunio. Mh. Chiaramente è molto importante quando succede l'accaduto, l'evento dannoso, anche, recarsi in ospedale o comunque Giusto, giusto, parlo giusto. chiaramente, non nei casi di morte, dei casi Certo, gravi, ma certo. casi anche meno gravi, tagli, Rotture, rotture, certo, fratture, così, che avere i verbali, quelli sono assolutamente. importantissimi perché poi ci sarà la commissione medica Giusto. che appunto per stabilire i Eh. punti di invalidità e per stabilire se si tratta di infortunio e per stabilire il giusto risarcimento. Poi sul risarcimento, volevo dire una piccola cosa, Sì, come tu ben sai, quando l'INAIL liquida, qualora poi la colpa sia del datore, il dipendente può richiedere il assolutamente si differenziale con può rifare, si può rifare, bravissima, richiedere esatto, perché la spesso l'INAIL differenza. non è di grande Stavo maglie, no, proprio arrivando a quella ecco come scusa. l'INPS del resto. Esatto, esatto. Sono enti pubblici che insomma non sono così Mh. di grandi Per larghe esperienza nostra maglie. abbiamo visto che la Eh. liquidazione spesso è insomma non è Sì, se granché. non è Mh. soddisfacente allora poi a quel punto, esatto, c'è un'altra procedura parallela che invece si apre nei confronti del datore di lavoro che comunque, dovrà appunto poi dare la differenza a determinate condizioni. Assolutamente sì. Importantissimo, anche qui ci sono dei termini che non vi dico così, li saprete se verrete da noi. No, però a parte gli Sì. scherzi, ci son dei termini da rispettare quando cioè per poter anche Ah impugnare, beh, diciamo, il certo, sì, provvedimento, giusto, eccetera. giusto. È importantissimo recarsi in ospedale, perché tanti fanno magari anche gli spavaldi: "No, ma non vado in ospedale." Invece se si hanno dei Sì. certificati validi, questo l'abbiamo visto in tutti i casi, anche nell'invalidità generale, perché ci E stanno poi capitando raccogliere tanti casi. anche lì una testimonianza, perché è Ecco, la importante. testimonianza potrebbe Cioè essere de importante, del qualcuno che collega, passava del o collega. il collega Perché a in me è ufficio. capitato sia assistere, come penso te, Mh-mh. la persona, che si è infortunata, ma ho anche assistito la società che si è vista L'altra parte, quindi abbiamo la certo. doppia allora è il caso che la Sì, sì, sì. società, quando succede un sinistro e deve provare che lei ha attuato tutti i Ah dispositivi, certo, cosa fa? l'onere della Cita, prova, certo. dei testimoni che possono aver assistito Certo. all'infortunio, magari adducendo il fatto che è stato il dipendente con un'imperizia sua a provocare l'infortunio, no, perché adesso abbiamo detto dei datori di lavoro, ma spesso sono anche i dipendenti che non sono, Sì, certo. attenti e soprattutto, dobbiamo dirlo, non indossano i dispositivi di sicurezza. Anche qua bisogna dirlo. A me è capitato Vero. professionalmente. Io quando assisto alle aziende mi piace guardare il magazzino, andare in fabbrica, vedere. Come sono organizzati, come sono L'occhio cade sempre l'occhio lì. cade sempre Allora sulle d'estate certo, magari senza il metto, no, purtroppo non va esatto. bene, perché O quelle scarpe ad hoc. scarpe ad hoc, senza guanti, perché magari vogliono rimanere più no, si Eh no, corre veramente purtroppo tanto il sì. rischio. Poi magari ci si fa male e non hai neanche la possibilità di ottenere risarcimento, perché magari poi il datore prova che tu non hai Eh indossato. no, esatto, quindi non Attenz incorrere in è errori, ma molto anzi simile anche alla cintura di sicurezza, anche sì, se sì. non è magari un Sì, è un paragone, parallelo però che però ci può stare si per salva la vita, capire ti salva la vita. certo Cioè è che come quello poi che dice: "Ma non indosso ma scusate, no, ma ma che anche disco". perché è tutta una questione di onere di prova poi. Se il datore ha l'onere della prova, Sì, riesce a provare che effettivamente erano stati messi in atto tutte le sicurezze, assolutamente. tutte
E a quel punto è il lavoratore invece che è caduto in Si rischia errore, come dire. addirittura paradossalmente di non pigliare niente. Appunto, oltre a Paradossalmente, per essersi fatti male. oltre a essersi fatti male, che poi sai, sapete che quando un giudice, vai a fare una causa e emerge che tu non avevi il dispositivo di sicurezza, Eh insomma, no, è chiaro certo. che la causa non è facilissima da Certo, portare a perché poi il casa. datore anche in quel caso può chiamare a testimoniare, anche in quel Chiamare a caso il collega deve dire la verità. Perché verità. poi ricordiamo davanti al giudice c'è un obbligo ovviamente di dire Sì, la è verità vero. e soprattutto la verità con giuramento, quindi Eh. alla fine, cioè, è Perché poi normale. spesso il giuramento mette in difficoltà, perché le nostre esperienze, sì, è stato anche recentemente, sono tutti bravi a dire: "Ah sì, è successo questo", poi però quando vai davanti a un tribunale e il giudice ti Sì, fa poi leggere chi la non è verità, esperto magari no, non nel può senso che poi la devi dire la verità, no, quindi infatti, per i quello che la prova ti mette poi ovviamente in difficoltà. assolutamente. Che tu sia datore, che tu sia lavoratore. Diciamo che quindi questo per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Poi ovviamente, vabbè, nel campo giuslavoristico, si potrebbe star qui a parlarne Mh. per altri È un puntate e bell'ambito puntate, è però, un è bello, bell'ambito, bello, bello, però bello. ecco poi lì si può parlare lì c'è una grande differenza tra malattia professionale e infortuni sul lavoro. Entrambi sono 2 grandi, come dire, macro aree del lavoro, però, sono completamente diverse. Rimanendo nei temi invece di diritto, cioè prettamente appunto di sinistri, eccetera, allora qui abbiamo parlato per quanto riguarda appunto, diciamo, l'ambito lavorativo. Chiaramente i sinistri possono capitare in ogni dove, in ogni situazione, e diciamo questa puntata sono veramente sono anche non dico aumentati, però con il traffico che c'è nelle Sì. grandi città, soprattutto con l'uso di questi appunto monopattini, biciclette, che Guarda, sul tema dei monopattini c'è poi tutta una a Celeste, parte, oggi una per venire storia a qua in parte. radio siamo arrivati tutti e 2 in ritardo, tu prima di me. Io ero in scooter, in moto, poi anche lì io sono uno che osserva. Sapete quanti che ho visto in macchina col cellulare? Ecco, tante Sapete quanti che allora, distrazioni. io voglio dire, è chiaro che non è che sia uno che sono di fatto di mio giustizialista, molti sono troppo salati, però è anche giusto un po', perché sennò veramente la gente si Deve distrae. essere vero. È un continuo. Io ho fatto caso perché poi in macchina si vede, non è che uno non lo vede, No, ma no, è un continuo, tutti così col cellulare. S capite bene che è un dramma, quindi, dobbiamo riuscire a sensibilizzare, le persone no, a perché stare è fonte attente. di distrazione, poi da lì ovviamente se c'è un tamponamento va ancora Certo, bene, ma se ma c'è poi anche un lì, incidente grave ricordiamo, se fai un incidente, anche se magari paradossalmente puoi aver ragione, ma se si prova che è facile, basta che ci sia una telecamera oramai se si appunto. prova il fatto che tu stavi giocando col cellulare e poi voglio vedere nel caso Senza di contare certo, i ritiri della gli ritiri patente, della eccetera, tutte le patente, conseguenze che bisogna stare la atten perdita di bisogna punti, stare attentissimi, perché qui bisogna non stare si atten tratta più solo di parlare al cellulare, ma ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco. ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Eccoci tornati in diretta, l'avvocato risponde. Per chi si fosse messo in contatto solo ora in questa seconda parte, oggi con l'avvocato Leonardi stiamo appunto affrontando l'argomento di infortuni, in generale infortuni sul lavoro, infortuni in strada, come comportarsi, come agire, Mh. stare attenti e parlavamo appunto di sinistri, stradali. Ha avuto il collega anche un caso di Sì, una è recente. Ci ragazza piace anche parlare di fatti concreti, così. Una ragazza che raccontami che sì, cosa è recente che stiamo affrontando adesso, che, una ragazza si stava allenando con la bici, no, la mh, sportiva, con un gruppo di altri atleti, mh, e purtroppo è incorsa in una caduta in bicicletta, causata, ahimè, mh, da una bella buca che era presente su questa strada sulla strada. provinciale. Okay, Esatto, quindi, abbiamo provato attraverso la prova testimoniale che c'erano dei testimoni okay. che Sì, hanno assistito. Lei è stata molto brava a chiamare subito le forze ecco perché dell'ordine, quello vorrei verbale, precisare, che è molto importante quando ti fai male, subito, cadi, non farsi prendere il panico, chiamare agire subito la subito e polizia. anche il pronto E poi soccorso, nello stesso 113. tempo, certo, Perché anche se devi non è un male esatto, spesso esagerato, magari uno però cade, si rialza servono i su documenti. esatto. C'è una Mh. telefonata forse. Sì, pronto? Sì, buonasera, mi chiamo Piero, Buonasera. non sono in zona infortuni, ma Non si è preoccupi. un'altra cosa, ma Sì, ci forse dica. potete darmi un consiglio. Sì. Io abito all'ultimo piano, ho avuto una grande infiltrazione d'acqua dal tetto Mh. del condominio, insomma, naturalmente ho scritto la raccomandata all'amministratore, il quale mi dice di aver passato la raccomandata all'assicurazione del condominio. Sì. Ora la mia domanda è l'amministratore che tratterà con l'assicurazione oppure l'assicurazione tratterà direttamente con me? E quando sarà il momento di fare le riparazioni, Mh. sono io che devo pagare le riparazioni e poi l'assicurazione risponde oppure l'assicurazione che fa direttamente? Questa è la mia Le domanda. Sì, rispondiamo, le grazie per rispondiamo. l'intervento. Grazie, ci chiami ancora. Sì, allora vabbè, Allora, cosa beh, dici in questo chiaramente caso? è il classico, problema che no, io sorrido, ma non perché capita frequentissimamente che ci sia Mh, un danno derivante da infiltrazione e quant'altro. Giusto quello che ha fatto sì, l'amministratore, l'amministratore, giusto anche quello che ha fatto il il signore? telespettatore, ha chiamato l'amministratore ha attivato la polizza assicurativa, la polizza assicurativa entrerà direttamente in contatto con lei, no amministratore. Quindi, il liquidatore, scusate, della compagnia la contatterà e verrà anche a visionare. Infatti Per faccia forza. magari già fotografie e tutto, un bel dossier di Beh, documenti, magari glielo perfetto. trasmetterò, se vuole può anche farlo venire in casa, guarderà i danni, dopodiché ci sarà la liquidazione del sinistro. Chi paga? Spesse volte lei anticipa e poi l'assicurazione, rifonde lei, Esattamente. no, ormai è un po' cambiata la prassi per la quale l'assicurazione paga direttamente, anche sugli infortuni in macchina. Vero. Spesso, si paga il carrozziere e poi lei E a restituisce i presa in soldi. diretta, Dipende, ogni polizza come si assicurativa, ogni suol dire. compagnia fa quindi è chiaro che nel momento che lei ripara deve avere quantomeno la certezza che ha rimborso, no, No, ma quindi soprattutto perché i tempi sono un po' più lunghi, quindi di solito per assolutamente. farsi riparare magari subito il danno, perché magari piove in casa, eccetera, allora, è chiaro che i costi li sostengono Però diciamo che subito. dobbiamo tranquillizzarlo, non vediamo grosse così come, No, problematiche. Credo che no. riavrà il suo danno che è causato Assolutamente. dalla Poi comunque aggiungo anche che un buon amministratore, come succede sì, anche sì, in tanti condomini, fa magari un po' da tramite brava, e brava, quindi brava, comunque anche lui si brava. interfaccia con l'amministrazione. Non è così Chiaro quando ho che se avuto i l'amministra danni dell'emufragio, giusto. comunque l'amministratore poi mi ha fatto chiamare Si è dall'assicurazione, reso conto. l'aveva sentita lui prima Giusto, l'assicurazione, giusto, aveva giusto. mandato lui Magari ha tutti forzato un po' la i mano in senso carteggi. positivo, Sì, c'era perché comunque uno ha fatto chiaro, cioè chi è io, l'amministratore. l'amministratore. Opera nel senso è comunque un danno che poi alla fine, lì a fare il Chiunque faccia condominio. fotografie, tutto preventivo già, ci faccia Mh. fare preventivo scritto, mi raccomando, Sì, tutto scritto, scritto. che poi trasmetterà al liquidatore, okay, Poi se con dovesse fotografie. avere chiaramente, necessità di approfondimenti, sicuramente noi possiamo essere utili e Certo. rinnovo sempre lo scrivere alla nostra mail, l'avvocato risponde, tutto attaccato, @dirittissimo.com. Tornando ai nostri bei Dove eravamo sinistri, del dicevamo ciclista. che sì, no, perché è molto Interessante. importante allora perché in realtà questo volevo dire, cioè a seconda del tipo di sinistro poi, perché appunto può avvenire non solo in macchina, ma anche con altri mezzi o a piedi banalmente, Sì.
Bisogna poi, a seconda cioè di che cosa ha causato l'evento dannoso, perché anche in questo caso bisogna dimostrare il nesso di causalità, Assolutamente. ma bisogna rivolgersi a ente, cioè il comune, se si tratta di una strada Lì in questo caso assicurata. era provinciale. Se è una strada provinciale allora non è il comune, ma è Certo. l'ANAS, C'è quel, diciamo così, l'ente provinciale, provinciale, no? sì. Però in questo caso abbiamo dovuto fare l'accesso agli atti perché non sapevamo bene il chilometro sul verbale che fosse. esatto. Quindi abbiamo dovuto fare l'accesso agli atti all'ANAS per farci dire esattamente dove. Ecco. Così abbiamo, adesso è in corso, abbiamo un ulteriore elemento, ovvero un atto pubblico dell'ANAS che risponde esattamente di dove è successo il sinistro. Insomma, tutte queste attività non è che bisogna farsi prendere dalla fretta, cioè una volta che tu hai aperto il sinistro, poi c'è il tempo di chiuderlo. Però non è che si deve agire Sì, è frettolosamente. fondamentale raccogliere tutte le prove, perché quando poi si manda possibili. il sinistro, cioè l'apertura del sinistro, si apre il sinistro dell'assicurazione, se si omette fin da subito questa serie di elementi, parte già in salita. Se tu fai una diffida alla compagnia assicurativa in questo caso la provincia dove è successo, dove tu evidenzi il danno causato dalla buca e magari non alleghi tutti gli elementi, dichiarazioni testimoniali, non alleghi per esempio i Tutto quello che puoi verbali, allegare a livello di pronto onere soccorso, probatorio, e poi tutte cose che diventano difficili da ricostruire dopo, Certo. capito? E quindi insomma, per ottenere un buon risarcimento bisogna Sì, essere. poi chiaramente è importante però anche la figura quello io lo dico sempre, è importante la figura dell'avvocato, perché uno potrebbe dire: sì vabbè, ma io apro il sinistro da solo, mando l'assicurazione, Mi vien da dire, Celeste, che a volte facciamo fatica anche noi, per la verità. A volte siamo noi a pensare magari delle ore, di giorni su come procedere. Immaginate voi un cittadino se non ha comunque una tecnicità. Insomma, adesso non è che vogliamo dissuadere la gente a fare da te, quello che si può fare lo fa. No, però a volte si fa peggio. Però io, come dico io, ognuno fa il suo mestiere, cioè nel senso che adesso voglio dire, è inutile fare tuttologi quando c'è una persona che poi oggettivamente è un qualcosa che ha un costo abbastanza irrisorio, legale, perché poi eventualmente ci si rifà quando c'è il Sì, di risarcimento, solito quello c'è un esatto. accordo che si rifà, ovviamente non di quota litera, che non si può, però un accordo che si Di basa sul solito ricavato. esatto, in più appunto l'assicurazione, se si è bravi a Paga anche gestire le spese legali. esattamente, per dire Bravissima. quello. Quindi voglio dire, ma sì, ma è il solito discorso che io dico in queste reti, in questa radio e in altre reti, cioè non bisogna avere paura dell'avvocato, perché al giorno d'oggi, perdonatemi, è ridicolo, cioè nel senso che poi fate peggio. Se avete paura di venire dall'avvocato per una letterina, magari sì, è vero, costa qualche centinaia di euro, per dire, non mi esprimo con precisione, dipende poi. Cioè, rischiate di fare peggio, cioè noi abbiamo visto persone che sul fai da te, ma come il fai da te in medicina, cioè: "Ah, avvocato, ho guardato, Google, mi ha, indirizzato su questo." No, È un po'. non è consigliabile fare il fai da te anche in questi casi di sinistri. Cioè chiaramente se da subito si scrive una lettera con tutti i crismi, i riferimenti normativi e si manda avanti l'intermediario, in questo caso avvocato, che magari cioè appunto no, senza il magari, che conosce meglio i tecnicismi, la materia per parlare col liquidatore e trovare un cavillo anche che possa magari cambiare il corso delle cose. Ma poi soprattutto anche sulla redazione dei certificati medici, no? Il certificato medico che se effettivamente c'è un postumo da infortunio va rilasciato con postumi, Sì, appunto, da valutare in sede medico-legale. Tutta una serie di ruoli che poi Ci sono anche servono. dei costi che dovete sostenere, ma i costi sono poi rimborsabili. È un'altra cosa importante. Una volta qualcuno ci dice: ma dobbiamo fare le visite. Le visite dovete anticipare, ma tutti questi medici sono rimborsati poi, cioè, nel senso, quando poi si manda la pratica, l'assicurazione, tranne il costo della perizia medico-legale che è di parte, ovviamente non viene rimborsata, ma tutti i costi dei medicinali, tutte le visite mediche specialistiche vengono rimborsate. È solamente un anticipo che, per amor di Dio, se uno magari ha problemi finanziari può essere avere un impatto rilevante. Però è un investimento che tu fai, perché comunque poi alla fine se è stato un incidente, un danno, ma hai diritto a ottenere. Sì, poi un avvocato onesto dice anche che effettivamente secondo la dinamica dei fatti ci sono gli estremi, o c'è stata solo la colpa o c'è stato invece no furbetti, signori. Se c'è dolo, perché dobbiamo anche metterci poi nei panni anche delle assicurative. Esatto. Noi abbiamo
Però noi siamo persone Onesti. sì, onesta, diciamo quello che sia giusto, no, quindi a volte Sì. ci sono tante truffe anche, Sì, sì. cioè voglio dire, Le parliamoci truffe molto chiaramente. Allora riserveremo una puntata a parte per le brava, anche perché truffe. c'è stato un ulteriore elemento che ci Sì. ha provocato qualche curiosità. Sì, Le sì, truffe digitali, assolutamente. interessante, Poi no? ormai online sono tante le truffe digitali, però appunto truffe anche dei via appunto, che riguardano Sì, l'assicurazione ce ne sono sempre state. sì, Quindi, insomma, attenzione e, come dire, affidarsi a un legale è anche, appunto, cercare di essere più tranquilli e sicuri nei confronti di questi enti, ma questo vale anche appunto nei confronti dell'INAIL, questi enti che poi dovete avere a che fare per la ricostruzione. no, e poi bisogna anche sapersi gestire all'interno dei meandri degli enti Sì, anche previdenziali. perché poi ci sono anche dei termini da rispettare, ti ripeto, rispettosa oggi non ve li dico, perché così se volete potete chiamare, però è vero, cioè non Sì, no, è cioè ci sono comunque dei termini da facciamo fatica rispettare, anche delle noi, facciamo fatica anche prescrizioni, noi. degli obblighi di legge. Banalmente quando si parla di interruzione della prescrizione, ecco, voi sapete cos'è? Per esempio, una lettera va sempre, corredata di interruzione della prescrizione, perché altrimenti voi mi fumate, come Sì, dico io in giusto. senso molto proprio Lato. popolare, vi giocate il termine di prescrizione. Quindi insomma tutti questi tecnicismi, dando le ciance sono in mano alle vite. Ma, l'assicurazione poi ecco, se ti faccio una Sì, domanda, questo appunto in generale nei sinistri, se per caso poi il liquidatore liquida una appunto, mi viene da dire una parcella, sì, una una somma, somma. e io non sono d'accordo, Ecco, bella domanda. cosa si può fare? Allora, Cioè che lì bisogna cosa capire anche lì è fondamentale un po', l'esperienza del legale che vi assiste, nel senso che parliamoci certo. molto chiaramente, se poi si giunge a un sinistro che si sta per chiudere con un certificato medico, un danno permanente, magari si fa Mh, la perizia del medico, si attesta un danno permanente di 2 o 3 punti di invalidità, poi la persona viene visitata dal medico della compagnia. Il medico mh, della compagnia dà 1 punto, 2 punti, c'è uno scarto di qualche punto, spesse volte insomma la si chiude così. Cioè anche si lì accetta bisogna anche valutare, sì, bisogna valutare, cioè anche lì perché bisogna valutare? Perché evidentemente una causa perché se no l'unica alternativa è la è la causa, causa, però l'unica come alternativa. sapete bene poi la Però anche causa lì, implica permettimi Celeste, costi. bisogna anche un po', trattare anche i liquidatori che io spesso con cui spesso ho a che Certo, fare, certo. però alcuni molto già, sulle loro, bisogna un attimino andare in trattativa anche con loro, Chiaro, no, è perché è quello il evidentemente compito. lo si chiama, è una vera e No, propria è vero, trattativa. è vero. Cioè, possono ballare qualche migliaia di euro come se niente fosse. Nel E lì senso sta che anche la bravura appunto sta bravura sta dell'avvocato, anche magari la essere capacità di compiacenti, insomma sì, fare purtroppo gli avvocati a volte troppo rigidi. troppo rigidi, riuscire a tranquillizzarli, insomma, così facendo si può giungere a un accordo finanziario che mette d'accordo tutti, perché poi, Certo. come diciamo sempre noi, per accordarsi ciascuna delle parti deve rinunciare a qualcosa. Mh. Se vuoi accordarti sulla cioè, gli Perché accordi rinunce dove bisogna una parte fare. richiede tutto, non sono mai accordi, E non quella è verranno pazzia, cioè dover, come dire, avere tutto solo però unilateralmente non si quante volte può. capita che noi Ah proviamo e certo. dall'altra No, parte più che c'è altro a volte pretendono anche, ci sono anche tante persone che chiaramente non hanno la logica, come eh, dico io, eh, e pretendono il tutto. eh, Questo anche nelle, cause di lavoro. sì, Cioè è ovvio vero, che il giudice, non vi può liquidare il massimo delle mensilità, anche se vi spettavano. certo, Cioè è sempre hai detto bene tu, anche in causa stessa è sempre una trattativa. trattativa, Il giudice diciamo che questo da sempre, ma molto di più negli ultimi anni, tende anche un po' a cercare una conciliazione tra le parti, sì. onde evitare che la causa duri Ma anche secoli. Questo favorevolmente, vale secondo me, sì, anche sì, favorevolmente. positivamente. Sì, sì, sì. Questo vale appunto per il diritto del lavoro, nel mio caso, ma anche a volte anche la Posso previdenza. dire una cosa a questo Sì, punto, Celeste? Cioè, allora voglio spezzare una lancia su questo aspetto che secondo me è decisivo. Cioè, io personalmente sono favorevole a una mediazione all'interno del giudizio. Perché esatto. questo? Correggimi se sbaglio. Davanti a una terza persona Sì, ma dici? davanti a un giudice. Neutro, Cioè il un mediatore, giudice. perdonatemi se qualcuno ha Sì, però io non sì. è che sia un grande fautore, perché il mediatore spesso è un collega, non ha quella l'autorità. Cioè, io L'autorevolezza, l'altro giorno è siamo andati vero. davanti a un giudice per una separazione, no, Mh, e il giudice, l'ha quasi imposto. sì. Beh, insomma imposto, Cioè però imposto no, proprio no dico imposto, ha quasi
caldeggiato, come per far capire, signori, accordatevi perché sennò qua Sì, sì, lo è dico capitato anche a in me nel gergo. ramo del lavoro, sai? Insomma, detto da un giudice che ti dice, Esatto. ti lancia questo messaggio subliminale del tipo: signori, guardate che se andiamo avanti poi Diciamo che c'è più eh, anche un sorta di timore ecco, reverenziale nei e ci confronti si del adopera di giudice più. e quindi forse Ci si ado esatto, ci si si è più adope Gli avvocati concreti. si adoperano di più. Sì, In sì, fase di mediazione ormai c'è quasi l'idea che è una sì, formalità. sì. Questo Vero, è vero. bruttissima questa Perché ricordiamo che la mediazione è costa poi, stata costa. costa anche se vabbè, sì, non neanche tantissimo, però costa. Costa comunque Ormai sì. si può fare anche online. Ricordiamo che è stata introdotta con un decreto legislativo nel 2010 per alcune materie obbligatoria, per altre in realtà no, quindi può essere anche volontaria. Ma giustamente il collega sottolineava il fatto che a volte non ha tutta questa La efficacia, negoziazione assistita purtroppo. adesso che La diventa negoziazione assistita procedibile, cioè è diventa condizione di procedibilità. procedibilità, Quindi specialmente per alcune ecco, tipi di sì, cioè ripeto, non sì, me sì. ne vogliano, perché io per l'amor di Dio, però anche in questo caso, ripeto, non è che il concetto è sbagliato secondo me il fatto purtroppo di andarla a fare in via preliminare Sono da d'accordo, a volte non è così efficace davanti ma non perché siamo noi avvocati mediatori, ma perché probabilmente non c'è quello come dici tu, quel timore no, no, reverenziale. no. Diciamo che il giudice può essere considerato, Beh, magari ancora più però sì, e autorevole, poi soprattutto anche perché ha un e bagaglio di poi ha un bagaglio di esperienza. Cioè, esperienza quando un giudice giudice di che casi fa separazione e pregressi, divorzi, guarda certo. una casi di Sì, separazione sì, ma e questo vi in dice: "Signori, generale. guardate che questa somma prendetela", in poche Certo, ma parole, anche per nel diritto del lavoro è eh, uguale. Sì. poi se una delle 2 parti dice di no, attenzione, Si mette anche in una se ne posizione di assume la rischio, responsabilità poi. cosa che non è perché ricordiamo, chiaro che in causa poi eventualmente ci sono le spese legali da pagare, spese di Giusto, lite, cosa giusto, che non c'è in giusto. mediazione. Quindi Quindi è ovvio che è attenzione. ben diversa proprio il contesto. Quindi a me piace molto questa cosa qui, devo Sì, dire, hai quando ragione. si Capisco che bisogna instaurare una causa, certo, bisogna versare un altro importo, altri onorari, però ripeto è lavoro, però come dice però il la chiudi collega prima non poi la chiudi temete prima. bravo, non temete perché potrebbe essere chiusa, non dico in prima udienza, ma in seconda udienza, magari in seconda, Ah terza sì, udienza, anziché metterci 3 anni, 4 anni, 5 anni, magari se ne mette anche solo 8 mesi, anche qualche mese, è capitato di tutto, sì, è quindi cambiata un po' non anche la è figura che nostra, deve cambiare, non è più l'avvocato sì, sì, che deve sì. perorare fino alla morte la propria causa. Sì, Cioè, signori, cioè se una causa è conveniente chiuderla prima, la si chiude, cioè assolutamente, anzi è proprio nostro compito nostro poi compito. dire come, e se conviene, farsi anche dei conti proprio per specificare che non è quello il caso, di andare avanti, piuttosto che è il caso di andare insomma, ci sono tantissime ovviamente, casistiche, quindi poi chiaramente noi vi possiamo dare degli spunti, ma tutto ciò per dirvi che è importantissima la conciliazione, la figura dell'avvocato come intermediario e non più, come dici tu, per peronare la causa fino alla Sempre, fine, ecco, sempre e comunque sempre anzi ragione. diffidate degli avvocati che vi Ho dicono: ragione. "Abbiamo ragione sempre, andiamo a far causa", perché ovviamente ci sono dei passi prima. Noi per esempio prima facciamo anche un parere, cioè Sì, che è sì, fondamentale, sì, o sì, sì. mandiamo una Sì, lettera, sì, sì, perché sì. comunque sono dei passi che magari possono chiudersi lì, Ma ripeto, anche in questo antecedenti caso, Celeste, cioè l'eventuale causa. noi agiamo sempre perché mettiamoci noi ci piace a metterci, se permettete, anche nei panni del giudice. Un giudice che si trova davanti a una causa senza aver visto che non c'è stato un minimo Sì, no, di infatti, non depone bene. no, no, Di tentativo ma e di anche giustamente son secondo me. d'accordo. Cioè se un giudice già con tutta la bu la le la le diciamo I buoni l'intasamento, usiamo sì, questo termine, questo sì, dei questa nei tribunali, sì. tribunali, si trovano cause senza prima non aver quantomeno trasmesso un paio di lettere, una missiva, una contestazione, aver Sì, anche provato. perché poi spesso queste cause sono anche un po' pretestuose, alcune. Purtroppo sì. Cioè può capitare che siano anche così, quindi onde evitare era stato infatti introdotto apposta la mediazione per come appunto, concetto di, Quindi i giudici non ridurre i bisogna farli contenziosi. ulteriormente innervosire, bisogna Sì, perché comunque anche loro è un compito adesso, sì, sì, assolutamente. spezziamo la lancia, oggi siamo bravi, spezziamo la lancia anche Vabbè, ma anche lì come nella vita dipende anche chi sì, ti certo, capita, certo, cioè certo. non è che possiamo né noi avere la palla di cristallo, come dico sempre io, e prevedere, l'andamento. Noi ovviamente abbiamo gli strumenti giuridici, in base Per alla nostra antiche esperienza, brava, in base alla nostra per dare una cultura. valutazione dicia Esatto, per dare una valutazione e dire per quello che il parere iniziale è fondamentale, la relazione, il parere sì, iniziale conviene, non conviene, ma sempre è fondamentale una relazione iniziale. Io lo dico
Da Sì. da quando sono nata no, ma da quando faccio questo lavoro. Cioè certo. le relazioni anche nella previdenza per chi deve andare in pensione, prima di un'opposizione ad una cartella, prima di un'opposizione a un provvedimento INPS, perché si può pensare che si faccia perdere tempo e soldi, ma in realtà ci permettono di approfondire e di capire se effettivamente ne vale la pena. Perché non sempre il primo acchito si può, anche noi che abbiamo in mano, come dire, la conoscenza, il sapere della materia, ma non sempre, possiamo, sapere No. tutto senza aver approfondito. Quindi per valutare eccetera occorre una relazione, una lettera, insomma, non che si debba subito adire le competenti sedi. Quella Sì, anche è perché un po' poi è anche sì, l'ultima a via volte che ci si offriamo. sbilancia poi magari agendo subito in modo repentino, senza aver provato. Adesso ne Esatto. stiamo facendo una verso un ente previdenziale che tu sai benissimo, e abbiamo fatto proprio Purtroppo. così, un Sì, passaggio bisogna molto mandare lento. Stiamo andando verso una causa, ma ecco ci stiamo poi arrivando dopo aver nella fatto previdenza bravo, cioè sappiamo che c'è anche la parte amministrativa che ci viene in eh, soccorso, eh. che comunque non è cosa di poco No, conto, no, ci però, permette noi di andiamo là intervenire. con una grande, tra virgolette "sicurezza", Tranquillità anche. tranquillità nell'aver fatto di tutto. Poi Assolutamente. così nessuno può dire: "Ah, ma voi avete fatto". Noi abbiamo No, fatto no, perché siamo stati assolutamente, costretti. assolutamente. E così in generale le cause, insomma, cerchiamo di chiuderle, se è possibile, anche prima che incomincino. Anche quelle condominiali, insomma, contrattative. È per questo che dico, è importante che il legale, comunque chi vi assiste, sia una persona ragionevole. Sì, Ragionevole, son d'accordo. e che deve portare a giungere a un accordo, Sì, perché anche contro i suoi interessi, se non s ci sono elementi, eccetera, lo dica. Nel caso del signore che ci ha certo, chiamato prima, io non conosco chiaramente cioè la la questione, dinamica però esatta. se l'infiltrazione è dipesa magari da un errore in casa, si è lasciato Ah beh, aperto un sicuro, sicuro. un rubinetto, piuttosto che adesso dico, per dire, lì bisogna avere l'onestà, Sì. noi avvocati, di dire: "Okay, sì, si può scrivere, lei ha ragione in parte, ha ragione in E tutto, poi ha mettere sul ragione". piatto della La sul bilancia tutto. piatta Cioè, esatto. perché come Pregi cioè, pregi e non difetti. puoi Volevo dire, cioè sì, oneri, onori, eccetera, eccetera. Sì, noi tra poco vi dobbiamo sì, salutare. Io è prima di volata anche oggi. salutarvi, sì, volevo intanto ricordarvi che noi abbiamo ancora 2 puntate prima di Natale, che sicuramente appunto, Due tratteremo puntate. ancora nostri argomenti, condominiale, visto che vediamo che sono molto, Sì, molto sì, sì, richiesti e richiesti. anche previdenziale. Sì, sì. Se volete io ricordo la nostra mail e il nostro numero di telefono extra, diciamo radio, oltre nel fuori onda, l'avvocato risponde @dirittissimo.com oppure 328 24 08 154. Se ve lo siete perso il regista ve lo C'è può il dare. sovraimpressione. Potremmo Grazie fare anche una ancora. puntata una volta sui redditi fiscali, quando dichiararli. Certo, Oggi ci è arrivata facciamo questa anche la domanda che era parte curiosa, meritava un fiscale, approfondimento. grazie all'aiuto del dottore, in Sì. questo caso No, Massimo vabbè, Leonardi, insomma, sono che cose è che anche possono dottore. interessare, dai. Certo, certo, grazie a tutti, Grazie di aver buona seguito, serata buonasera. e grazie Ciao, maestro. grazie a Ciao. voi, grazie Celeste, a te. Avete ascoltato l'Avvocato